Da oggi ci si può spostare fuori regione. Sì. Lei sta pensando di andare da qualche parte, vista questa opportunità? Sì, magari anche in vacanza, anche in Emilia, zona Rimini, Riccione. Dovrò spostarmi, non per piacere, però mi sposterò. Cercheremo sicuramente di valorizzare un po' la nostra Italia e le località vicine, quindi sicuramente può essere che usciremo dalle regioni, ecco, magari nella zona montana, ecco. Può essere, sì, in Toscana, fare un fine settimana. Durante il mese di giugno sicuramente vado a Trieste una volta a farmi un giro, perché ho voglia di anche muovermi dopo tanto tempo bloccato a Venezia. Sicuramente sì, in Italia e al sud. Io ho già prenotato, ho mantenuto le prenotazioni che avevo, vado in Sardegna e spero di riuscire ad arrivarci. Vorrei andare a Bologna, più avanti però. Pensavo di andare in Puglia, ma adesso vediamo come sono le frontiere, tra virgolette. Quest'estate volevo andare un po' di giorni al mare al sud Italia. Al momento resto in Veneto. Io cerco di ancora preservare gli spostamenti. Rimano qua. Anche durante le vacanze? Anche durante le vacanze. Se vado al lago di Garda dove mia figlia ha la casa, tutto là. Sicuramente il bambino lo porteremo al mare cercando di tenere tutte quelle che sono un po' le regole. Noi abbiamo già prenotato a gennaio e andremo a Porto Santa Margherita. Avevamo prenotato prima del lockdown, però penso che andremo là comunque. Sto pensando di andare al mare perché il mare, l'aria pulita ed è molto ispirante. Ma sempre qua in Veneto o da qualche altra parte? In Veneto, ho pensato al Veneto. In realtà per le condizioni che si presume esserci sulla spiaggia non si sa bene come comportarsi. L'unica sarebbe la montagna, però sicuramente probabilmente sarà salita per la stessa ragione, quindi siamo un po' restii in realtà a pensare di muoverci.